una struttura che accoglieva anziani da 2 anni è invece un posto abbandonato che oggi è stato derubato. Musumeci va avanti con l'appoggio della Meloni verso la ricandidatura, ma a tirare il freno a mano ci pensa Forza Italia. La Sicilia arresta Arancione per un cavillo burocratico, muore intera famiglia Novax di Pietraperzia, dal carcere un messaggio dei detenuti in favore dei vaccini. In piazza a Messina contro la nuova maturità, borsa di studio del Soroptimist per le donne laureate, la regione stanzia 2 milioni di euro per i NEET, giovani che non studiano e non lavorano. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi in apertura un semplice fatto di cronaca, il furto di un cancello ad una struttura fondata da Agrigento per l'assistenza alle persone sole e bisognose. Questo fatto di cronaca riporta però l'attenzione su quella che è una realtà che non esiste più da 2 anni, Villa Betania. Arturo Cantella. Nella nottata di ieri i ladri sono entrati in azione presso la struttura di Villa Betania a Villa Seta, l'ex casa di riposo per anziani che ospitava circa una 70 di persone, rubando il cancello, un cancello di ferro molto bello, come si vede dalle immagini. Subito è intervenuta la Polizia di Stato per un sopralluogo e individuare i responsabili. La struttura fu chiusa il 28 febbraio del 2019, assicurava lavoro diretto e indiretto a una decina di persone, quindi la decisione di chiuderla durante l'amministrazione Firetto, la struttura non era più sostenibile e trasferire altrove i residenti. Le nostre telecamere stamani sono entrate sul luogo, oggi vandalizzato, abbandonato a se stesso, dove i predatori fanno razzia di quello che si può, ma è ancora recuperabile. Subito il sindaco con l'assessore Marco Vullo si sono recati sul posto, il riscontro del primo cittadino, speranzoso, attende notizie circa un finanziamento presentato a chi di competenza e che potrebbe arrivare quanto prima, in modo che Villa Betania possa essere nuovamente riaperta. Sì, ha detto bene, è un peccato avere una struttura con questa potenzialità e vederla abbandonata, degrado pauroso, peraltro è stato anche rubato, di Belto è rubato il cancello d'ingresso. Fortunatamente l'amministrazione comunale già ha puntato gli occhi su questa struttura, stiamo partecipando ad un bando, speriamo di riuscire a uscirne vincitori, quindi avere il finanziamento e in tempi brevi poterla ristrutturare e ridare di nuovo la sua funzione iniziale. Sì, stamani alcuni cittadini hanno fatto delle segnalazioni perché l'ingresso della casa di cura c'era il cancello che non c'era sostanzialmente e quindi prontamente abbiamo informato le forze dell'ordine che sono venute a fare il sopralluogo. Stiamo adesso attraverso l'ufficio tecnico ripristinando, diciamo, nei limiti della possibilità e della sicurezza l'ingresso. Si tratta senza ombra di dubbio di che cosa? Di un fatto ingrescioso ma che è dettato da quello che sfortunatamente è il degrado sociale di una struttura che sfortunatamente nel tempo ha visto la chiusura per tutta una serie di aspetti che io non sto qui a raccontare, ma adesso bisogna rimborcarsi le maniche ed è compito di questa amministrazione, in qualità di assessore quartieri sono molto legato al territorio di Villa Seta e questa presenza della struttura come casa di cura in un territorio complesso e difficile come questo potrebbe diventare risorsa. E allora noi attraverso delle importanti iniziative che stiamo portando avanti, perché occorrono i soldi adesso per ripristinare i luoghi e stiamo lavorando su qualcosa di serio che speriamo in futuro possa riportare alla luce questa struttura e a disposizione della comunità tutta. Ecco, un fatto certamente ingrescioso, le forze dell'ordine stanno iniziando le indagini, ma già insomma, si può pensare addirittura a dei giovani che hanno fatto questa bravata? Ma più che bravata, possibilmente credo che sia una necessità di qualcuno di avere il cancello messo per i propri interessi. Non la definirei una bravata, direi che è un atto diciamo di ruberia oltre che vandalico. Bisogna essere attenti. Il problema è che questa società nostra di oggi, l'odio, l'astio, la mancanza di principi sta portando a tutta una serie di
atteggiamenti che sicuramente non aiutano. E il compito è nostro, è delle istituzioni, è di tutti coloro che devono dare un proprio segnale. Bisogna stare attenti e vigili. Questo è un fatto grave. Una struttura così importante per la città, per quello che rappresenta, vederla così abbandonata, senza vita, ecco, si può fare qualcosa per recuperare e fare in modo che, diciamo, possa ritornare agli splendori di prima? Duole il cuore senza ombra di dubbio, anche perché questa era una struttura che in città dava accoglienza soprattutto a chi? Alle persone sole, agli ultimi, e noi non abbiamo dentro la città una struttura di questo tipo che abbia, diciamo, un contesto pubblico, no? Che si avvicini a quelle che sono le esigenze degli emarginati, dei poveri, di quelli che comunque non hanno nulla o un senza tetto, no? Ecco, qui bisogna rafforzare ancora di più l'idea di una politica sociale diversa e attraverso il ripristino strutturale prima, ma nell'idea dopo possiamo, diciamo, fare in futuro qualcosa di positivo. L'amministrazione comunale sta già lavorando a questo, soprattutto per Villa Betania, e cercheremo in futuro di poter delineare e definire quelle che sono le iniziative amministrative e di carattere burocratico che possono riportare, diciamo, la struttura alla sua vecchia gloria. Giallo a Verona, dove Mattia Catanzaro, 26 anni, avvocato di Sant'Agata Militello, è stato trovato morto nel suo appartamento. È stato un collega con il quale avrebbe dovuto recarsi al lavoro a lanciare l'allarme, perché Mattia Catanzaro non ha risposto né al citofono né al telefono. I vigili del fuoco hanno forzato la porta d'ingresso e hanno scoperto il cadavere. Mattia Catanzaro dal 2019 viveva a Verona per lavoro. Nell'appartamento anche gli agenti della polizia scientifica per effettuare rilievi utili alle indagini. Un incidente stradale a Palermo, nel quartiere Bonaggia, a poca distanza da Viale Regione Siciliana, ha provocato la morte di Mario Di Peri, 22 anni, di Villabate. Lui, alla guida di una motocicletta per causa in corso di accertamento, è stato vittima dell'impatto con una moto Ape guidata da un uomo di 59 anni. La moto, condotta da Mario Di Peri, uno scooter Honda 750, dopo lo scontro si è schiantata contro un muretto. I sanitari del 118 hanno constatato la morte. Sul posto hanno lavorato i vigili urbani che hanno transennato il tratto di strada ed eseguito i rilievi di rito. Un altro incidente stradale avvenuto lungo la circonvallazione di Monreale, strada statale 186 alle porte di Palermo, ha provocato un morto e un ferito. Un pedone, Carmelo Orlando, 44 anni, palermitano, è stato travolto e ucciso da un'automobile che è uscita fuori strada ed è stata investita da un'altra automobile in transito. Nell'impatto uno degli automobilisti ha subito ferite. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Orlando è stato nella zona per un colloquio di lavoro. A Caltanissetta, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia, è morto Antonino Campagna, 17 anni, di Caltanissetta, coinvolto la notte di Natale in un incidente stradale a Niscemi insieme ad altri 3 suoi amici, tutti morti sul colpo. Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18, Alessandro Cirrone, 16 anni. 4 giovanissimi erano intenti a raggiungere degli amici per festeggiare il Natale quando l'automobile, una Citroen C3 guidata da Parisi, si è ribaltata fuori strada. Un incendio divampato ieri sera in un'abitazione in cortile Tamburello a Cattorica Eraclea. Ha rischiato grosso l'anziana 95enne proprietaria della casa, tratta in salvo dai familiari e dai vigili del fuoco accorsi sul posto con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Momenti di apprensione per la presenza di diverse bombole di gas all'interno dell'abitazione. L'incendio, scoppiato per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente un cortocircuito ad un elettrodomestico, ha danneggiato cucina, salone e camera da letto dell'anziana signora, in parte anche l'abitazione adiacente di proprietà dei suoi familiari. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.
Adesso la politica. Il presidente della regione Musumeci intasca l'ok di Fratelli d'Italia alla sua ricandidatura e rilancia il patto di collaborazione con la Meloni e l'unità del centrodestra. Il patto di collaborazione che legherà diventerà bellissima a Fratelli d'Italia, servirà, dice il governatore, soprattutto per far crescere a Roma il dibattito su un Sud che non vuole essere estrema frontiera di un'Europa. Storce il naso invece il leader di Forza Italia in Sicilia e presidente dell'ARS, Gianfranco Miccichè. C'è il servizio. Ringrazio Giorgia Meloni, afferma sulla sua pagina social Nello Musumeci, e Fratelli d'Italia per le parole pronunciate a sostegno del buon governo di questi anni. Coerenza comportamentale, legalità sostanziale e ricerca continua del bene comune. Anni difficili continua nel mezzo di una crisi sanitaria ed economica per una regione del Mezzogiorno con un tasso di povertà e disoccupazione tra i più alti d'Europa. Nonostante tutto, è sempre il governatore dell'isola che parla, siamo stati capaci di spendere risorse, di promuovere azioni a sostegno delle imprese e di guardare ai più giovani e alla loro formazione. Il Mezzogiorno e il Mediterraneo sono sfide difficili ed esaltanti. Il Mezzogiorno dove si è dimostrato a partire dalla Sicilia che si possono vincere gli stereotipi della politica sempre uguale a se stessa ed incapace di rompere con il passato. Il Mediterraneo, cuore della nostra civiltà e frontiera di un'Europa silente e attonita di fronte alle grandi crisi che investono il continente africano. Due elementi questi, cuore del patto di collaborazione che legherà, diventerà bellissima Fratelli d'Italia, per fare crescere a Roma il dibattito su un Sud che non vuole essere estrema frontiera di un'Europa nella quale i popoli vengono dopo le lobbies. Occasione per dimostrare, conclude il presidente della regione siciliana, che dai territori si può ricostruire il centrodestra, riallacciando il tessuto connettivo tra politica e società. Diplomatico ma contrario, stoppando il tutto il presidente ARS Gianfranco Miccichè, affermando che la coalizione non è condizionata dal comunicato di Giorgia Meloni e rincara, bloccando così sul nascere il dibattito sulla corsa del governatore dell'isola verso il bis a Palazzo d'Orléans. Il leader siciliano di Forza Italia la definisce una candidatura difficile e sarebbe stata più opportuna una disponibilità maggiore a creare un'alternativa. L'autunno prossimo, concludiamo noi, sembrerebbe lontano, calendario alla mano, ma dichiarazioni del genere lasciano presagire che ne vedremo alle regionali davvero delle belle. E un altro attacco frontale al sistema Musumeci arriva nel giorno in cui al Teatro Massimo il ministro Andrea Orlando si confronta sul piano nazionale di ripresa e resilienza la Sicilia. A sferrarlo è l'esponente di punta di Forza Italia nella sanità, la presidente della commissione all'ARS, che alla fine di una settimana tesissima lancia un out al governatore e al suo fedelissimo, l'assessore Ruggero Razza. Non accetteremo che si faccia campagna elettorale sulla salute dei cittadini. C'è un sistema Musumeci-Razza e noi vigileremo. Il piano ospedaliero e le altre scelte devono essere condivise. Non si fa campagna elettorale sulla salute dei cittadini. Vediamo. Dobbiamo cogliere la grande opportunità del PNRR, lavoriamo tutti insieme per la Sicilia e i siciliani, no alle polemiche, questo quanto dichiarato dal Presidente della Commissione dell'ARS Margherita La Rocca Ruvolo a proposito della programmazione regionale dei fondi del PNRR destinati al settore sanitario e sociosanitario che ammontano complessivamente a circa 800 milioni di euro. Il piano è ancora in fase istruttoria ed è stato illustrato dall'assessore per la salute Ruggero Razza alla sesta commissione dell'Assemblea regionale siciliana. Abbiamo chiesto all'assessore che il piano di ripresa e resilienza da presentare al Ministero passi dalla commissione di merito, perché è un atto gestionale, in quanto tale la commissione ha il dovere e il diritto di esaminarlo. Stessa cosa abbiamo e chiederemo per quanto riguarda il piano della misura C2, formazione, digitalizzazione e investimenti. Anche su questo, ancor prima di qualunque iniziativa, chiederemo all'assessore di condividerlo con la commissione. Dobbiamo cogliere questa grande opportunità che ci viene dato dal piano di ripresa e resilienza per offrire una sanità migliore ai nostri concittadini, e non può essere appannaggio o di una forza politica piuttosto che di un'altra, né di campagna elettorale. Questo è quello che un po' è venuto fuori in questi giorni con alcuni cenni di polemica. La polemica non la vogliamo.
In Sicilia la Regione ha attivato un numero di telefono per informazioni, assistenza e ascolto a favore dei disabili. Si tratta di Telefono D al numero 091 68 50 618 in funzione 5 giorni alla settimana da lunedì a venerdì dalle ore 11 alle 17. L'assessore regionale alle politiche sociali Antonio Scavone spiega: molto spesso si verificano situazioni di disagio, ma sarebbero sufficienti specifiche indicazioni e supporti per eliminare le barriere che determinano e aggravano le condizioni di disabilità. E la garante regionale delle persone con disabilità Carmela Tata aggiunge: sono certa che l'impegno e la disponibilità del nostro ufficio regionale, coadiuvato da altri organi istituzionali, permetteranno di razionalizzare e indirizzare gli interventi, eliminare o almeno ridurre le barriere che determinano la disabilità e i conseguenti disagi. Adesso la pagina Covid della Sicilia, beffata da un cavillo del decreto nazionale sui colori, resta in arancione per un'altra settimana. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è sceso sotto il valore del 20% solo 12 giorni fa, ma per passare alla fascia di rischio inferiore servono almeno 2 settimane di fila di permanenza sotto le soglie fissate. Con l'ultima vittima spirata giovedì all'ospedale Umberto I di Enna, 6 componenti e 2 generazioni di una famiglia siciliana sono state completamente sterminate dal Covid-19. Si tratta dei Mancuso di Pietraperzia, un comune di poco più di 6.000 abitanti nel cuore della Sicilia meridionale, nessuno dei quali era vaccinato. Abitavano tutti in un raggio di pochi metri nel centro di Pietraperzia, nell'Ennese. Si incontravano ogni giorno, pranzo e cena, a casa di mamma e papà, che ora non ci sono più, morti insieme ai 3 figli, un uomo e 2 donne. Una tragedia cominciata lo scorso dicembre, pochi giorni prima di Natale. Il primo a contrarre il virus in maniera sintomatica è il capofamiglia Michele Mancuso di 81 anni. A pochi giorni dalle festività e con la diffidenza nei confronti della sanità siciliana, il Mancuso sceglie di restare a casa, sperando che il suo corpo riesca a debellare il Covid, speranza suffragata dalle notizie che gli arrivano dalle guarigioni di altri compaesani. Non è andata così e quando il 23 dicembre la situazione precipita, i parenti chiamano il 118, ma all'arrivo dell'ambulanza l'equipe medica non può che constatarne il decesso. A quel punto gli altri componenti della famiglia, che nel frattempo si sono contagiati e le cui condizioni sanitarie cominciano gradualmente ad aggravarsi, scelgono di farsi ricoverare all'ospedale Umberto I di Enna, ma la situazione non migliora, anzi da metà gennaio inizia quello che si rivelerà un vero e proprio stillicidio. Il 17 gennaio muore la consuocera del Mancuso, Concetta Guarnaccia, di 91 anni, madre dei 2 fratelli che avevano sposato le sue 2 figlie. Il 22 dello stesso mese muore una di queste, Maria Mancuso, di 55 anni. 3 giorni dopo se ne va anche il figlio Vincenzo Mancuso, di 50 anni. Giovedì scorso avvengono gli altri 2 decessi. La moglie della prima vittima, Vincenza Fontanella, di 78 anni, e la terza figlia della coppia, Concetta, di 51 anni. L'interruzione dei contatti con i familiari e l'ulteriore chiusura delle porte a ogni accesso esterno, la pandemia e i mesi durissimi del lockdown hanno avuto un effetto deflagrante nelle carceri italiane, un periodo complesso che è diventato un racconto, un progetto per far conoscere la vita nelle case circondariali durante il coronavirus e per lanciare attraverso degli spot con protagonisti gli stessi detenuti un invito a vaccinarsi rivolto a tutti. Il progetto, un piccolo grande gesto per te e per gli altri, a supporto della campagna vaccinale promosso dall'assessorato regionale siciliano alla salute in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria e con 2 associazioni impegnate in specifici laboratori di rieducazione che operano all'interno della casa circondariale di Messina e nell'istituto penale per minorenni di Palermo. Nei video i detenuti ripercorrono il disagio del lockdown proponendo spaccati delle loro vite. In particolare i detenuti del carcere di Messina sono diventati attori di uno spot al quale hanno collaborato anche gli agenti della polizia penitenziaria, mentre i ragazzi del Malaspina di Palermo hanno scritto un rap e dato vita a una clip. Vediamo le 2 clip.
Avevamo dimenticato com'è bello stare insieme. Finalmente rivedere i nostri cari. Il mondo fuori era sempre più distante e le giornate infinite. L'unica libertà, quella di sognare. Ma oggi c'è un modo per ricominciare. Diamo un senso alle parole. Diamo un senso alla parola libertà. Fate il vaccino, come noi. Un piccolo grande gesto per tornare a vivere. Voglio parlare di una storia, la mia storia, la tua storia, la nostra storia. Tutti chiusi come detenuti, senza un abbraccio. Una partita di calcio. Mi manca il bacio di mia madre. Uscire e farmi bello per andare ad una festa e poi ballare, ballare, ballare. E fare un viaggio lungo e largo in capo al mondo. E non avere più paura, persino di me. Ho perso la mia libertà per la seconda volta. Adesso sì la toglierò la malaspina che ho nel fianco. Che torneranno quei giorni in cui tutto era bellissimo. E tornerai a respirare, ti prenderò per mano. Vaccinatevi, un piccolo grande gesto per te e per gli altri. Roberto Tobia, presidente provinciale di Federfarma Palermo. Meno Cina e più Sicilia in farmacia? Beh, assolutamente sì. Con questa iniziativa, con la firma dell'accordo che abbiamo stipulato oggi, vogliamo dare sostegno all'industria siciliana e ai lavoratori siciliani nella produzione e nella distribuzione di un presidio fondamentale per l'intera popolazione, soprattutto in questo momento. Antonello Mineo, presidente del distretto Meccatronica Sicilia. L'industria siciliana così riesce a dare un contributo importante all'emergenza pandemica? Assolutamente sì, siamo orgogliosi della nostra capacità di reazione. Le imprese di meccatronica hanno risposto subito alla prima ondata pandemica e in pochi mesi siamo riusciti a riconvertire 3 stabilimenti produttivi a Marsala, a Carina e a Ragusa e a produrre i DP che sono certificati secondo le normative europee. Siamo contenti che si comincia a fare sistema fra le imprese private e Federfarma. Grigori Bongiorno, presidente di Sicindustria. Il ruolo dell'associazione come collante non solo con le farmacie ma anche fra le industrie e altre committenze? Sì, assolutamente sì. Con questo protocollo che ci accingiamo oggi a firmare vogliamo sostanzialmente ottenere 2 risultati. Il primo, offrire anche un servizio alle nostre aziende associate che avranno la possibilità di acquistare le mascherine FFP2 ad un prezzo calmierato e faremo noi un po' da collettore rispetto al distretto Meccatronica con cui abbiamo intenzione di portare avanti tante altre iniziative e al contempo mi permetto di dire abbiamo voluto dare un segnale di sostenere le aziende siciliane, aziende che hanno avuto anche il merito in un momento di crisi di cambiare business, di svoltare, di riconvertirsi e hanno avuto tanto coraggio. In qualche modo vogliamo premiare questo coraggio, questa voglia di in qualche modo di flessibilità e quindi di adeguarsi anche ad un periodo difficile che è stato quello del Covid. E adesso ci spostiamo al nuovo hub per i tamponi a Catania e l'ex mercato ortofrutticolo, il MAS. Vediamo. Presidente, come dire, il MAS a servizio di tutti. Qui ogni giorno entrano 4.000 veicoli, ma adesso si apre alla città davvero in un momento particolare per Catania, per la Sicilia e per il resto della nostra nazione. Sì, la ringrazio. Sta continuando questa magnifica collaborazione tra noi e l'ASP, l'assessore alla sanità. Già circa un mese fa abbiamo recato un grossissimo servizio alla città facendo questo presidio per i tamponi. Devo dirvi che i risultati oggi sono molto incoraggianti, che le liste di attesa si sono dimezzate al 50%. C'era prima solamente un presidio a San Giuseppe l'Arena dove c'erano file di 4 ore, qua massimo sono 3/4 d'ora o un'ora, proprio perché abbiamo dato, come si può dire, la possibilità con una location
come la nostra, che ti dà la possibilità di far entrare più di 300 macchine, evidentemente con un metodo organizzativo coordinato e concordato con l'ASP abbiamo dato, come si vuol dire, un servizio alla città, proprio perché ce l'abbiamo noi nel nostro DNA, nel senso che una struttura del genere, che anche se è un mercato a livello, come si vuol dire, nazionale, è fortemente ancorata alla propria città, che è quella di Catania. Oggi stiamo continuando con la politica dei vaccini in prossimità, nel senso che una location del genere, con tutti questi utenti, con questo numero di frequentatori, ha bisogno di essere gestita in maniera molto, come si vuol dire, prudenziale. E siccome sappiamo benissimo che noi abbiamo diversi operatori che per una questione lavorativi fanno dei lavori, come si vuol dire, onorari non compatibili molte volte per fare la vaccinazione, abbiamo creato questo determinato servizio. Ti aiutiamo proprio per evitare qualsiasi obiezione mentale che condiziona: non ho tempo o sono stanco dal lavoro dopo una nottata. Non c'è un problema, veniamo noi, ti aiutiamo a fare i vaccini. Commissario Liberti, siamo al MAS, oggi nuovo capitolo vaccinale riservato ai lavoratori del settore. Alle nostre spalle il drive-in per i tamponi, una scelta felice, un luogo che sta consentendo alla macchina sanitaria di dare le giuste risposte al cittadino. Io intanto vorrei ringraziare il Presidente del Mercato Agroalimentare e il Direttore, perché ci hanno regalato questi spazi che ci consentono da un lato di fare un drive senza lunghe attese e senza file chilometriche, pur facendo un grande numero di tamponi. E poi c'è il capitolo delle vaccinazioni di prossimità. Anche in questo il MAS è stato un antesignano, perché abbiamo vaccinato tempo fa alcuni degli operatori che afferiscono in questo punto per motivi professionali, e oggi ci è stato concesso un'altra volta lo spazio e gli stessi operatori stanno praticando le seconde o le terze dosi, e alcuni stanno venendo per la prima volta a praticare la prima dose. Oggi faremo un centinaio di vaccinazioni che coi tempi che corrono non sono davvero poche. Nel frattempo la macchina che lei dirige va avanti e prova a dare giuste risposte, come dicevamo poco fa, ai cittadini, anche a chi non risiede proprio a Catania o piuttosto che ad Acireale, dove già sono presenti gli hub vaccinali o i drive per i tamponi. Parliamo dei comuni dell'Interland Etneo che da qualche giorno hanno attivato le strutture. In tutti i distretti è stato attivato un grande drive, uno per distretto, dove o chiamati dalle USCA o inviati dai medici di medicina generale o anche in autonomia, purché in possesso di un tampone positivo eseguito 7 o 10 giorni prima, a seconda se si è vaccinati oppure no, i cittadini possono accedere, fare un tampone e, se il tampone è negativo, ottenere in loco il provvedimento di guarigione e quindi l'ottenimento del Green Pass. È un'iniziativa che abbiamo dovuto intraprendere perché il numero dei nuovi contagiati in provincia era davvero alto e ovviamente non potevamo tracciare e controllare tutti, e quindi su input della Presidenza della Regione, dell'assessorato alla salute e del mio ufficio, in tutti i distretti si sono organizzati in modo da accelerare le pratiche di fine isolamento, e credo che il sistema stia cominciando a dare i suoi risultati. Vorremmo continuare così in attesa di uscire definitivamente da quest'incubo che dopo 2 anni comincia a diventare davvero un incubo difficile da digerire. Maturità e pandemia, studenti in piazza anche a Messina. C'è il servizio. Siamo in piazza per dimostrare a tutti e affermare ancora una volta che il governo mette davanti per l'ennesima volta lo studente prima che essere una delle persone. Dobbiamo ricordare a tutti che i ragazzi dopo 3 anni di DAD, dopo non essere andati a scuola, devono avere il diritto a degli esami semplificati come le scorse generazioni dei maturanti degli ultimi 2 anni. Parliamo come persone prima che studenti, ed è un messaggio da arrivare dritto al governo. Insomma, contestate questo ritorno alla maturità in una condizione di normalità quando ancora stiamo uscendo da questa fase di emergenza? Quando ancora la normalità è assente
non intravediamo ancora una normalità che comunque noi ambiamo e cerchiamo, ma fin quando non arriverà, perché proprio noi dobbiamo essere, diciamo, degli esempi di cavie, delle prime persone, diciamo, a provare questo tipo di esame. Diciamo, il messaggio è molto chiaro: gli studenti sono studenti, hanno voglia di studiare, di uscire da questa scuola, di maturarsi, ma prima di esserlo siamo delle persone, siamo degli esseri umani. Io sono sicuro che, come molti miei ragazzi hanno sofferto in questi 3 anni, soffriranno molto di più sia da un punto di vista psicologico che personale, con delle lacune e delle difficoltà che si porteranno durante la loro crescita se affronteranno questi esami di questo tipo. L'applicazione di questa situazione pandemica anche alla maturità, che ha visto negli ultimi giorni, secondo le dichiarazioni del Ministero, la reintroduzione della seconda prova di indirizzo senza aver consultato i canali ufficiali delle consultive del MIUR, come ad esempio il Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulte. Siamo qui oggi principalmente appunto per protestare contro questa maturità che non tiene in considerazione le esigenze degli studenti, non tiene in considerazione la pandemia, un percorso scolastico che per chi oggi in quinta ha visto 2 anni praticamente del tutto in DAD. Siamo qui oggi anche a manifestare contro la PCTO, percorsi di competenze trasversali per l'orientamento, contro la morte e la poca sicurezza di questa PCTO e degli stage formativi, peraltro non retribuiti e poco sicuri, che hanno comportato ad utile la morte di un ragazzo come noi di 18 anni, Lorenzo Parelli, a cui oggi rendiamo omaggio. Ed a proposito di studenti, il Sor Optimist regala delle borse di studio alle donne appena laureate. Dettagli dell'iniziativa con il nostro direttore Arturo Cantella. Un bando Sor Optimist International, un corso gratuito alla Bocconi per le giovani laureate, quanto comunicato dalla presidente del club di Agrigento, Margherita Trupiano. È una grande opportunità, un itinerario di crescita personale, un percorso che offre strumenti e conoscenze per affrontare il complesso mondo del lavoro al femminile. L'iniziativa del Sor Optimist International, che ha pubblicato il bando con il quale si offre gratuitamente a giovani laureate di età massima di 28 anni in possesso di laurea specialistico-magistrale e una buona conoscenza delle lingue inglesi, dà la possibilità di partecipare a un corso di formazione presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano. Si intitola Leadership e Genere, una sfida sostenibile, organizzato dalla SDA Bocconi School Management dell'Università Bocconi di Milano, e si articola in 3 edizioni: 25, 26, 27 maggio, 15, 16, 17 giugno, 29, 30, 1 luglio. Le candidate, spiega la presidente Margherita Trupiano, dovranno compilare un'apposita domanda di partecipazione, reperibile sul sito www.soroptimist.it, sezione bandi, e inoltrarla entro il giorno 28 febbraio 2022 all'email soroptimistclubagrigento@gmail.com. Le domande di partecipazione saranno valutate da un'apposita commissione costituita dalla presidente del club che la presiede e da 2 socie della stessa nominate. La commissione convocherà quindi le candidate per un colloquio, compilerà una graduatoria della quale risulteranno la vincitrice e le altre candidate risultane idonee, che nell'ordine di graduatoria potranno subentrare alla vincitrice nel caso di rinuncia della stessa. Le spese di viaggio e soggiorno resteranno a carico delle corsiste. La sede del corso è presso l'Università Bocconi di Milano, in via Bocconi 8, Milano, che rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti dell'importante attività formativa. Il governo regionale siciliano finanzia con 2 milioni di euro 39 progetti per combattere le varie forme di disagio educativo e ridurre la percentuale di NEET, giovani che non studiano e non lavorano in Sicilia, promuovendo l'inclusione sociale attraverso percorsi di avvicinamento alla legalità e alla cultura. Vediamo. Il governo Musumeci finanzia con 2 milioni di euro 39 progetti per combattere le varie forme di disagio educativo e ridurre la percentuale di NEET, giovani che non studiano e non lavorano in Sicilia, promuovendo l'inclusione sociale attraverso percorsi di avvicinamento alla legalità e alla cultura. È stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa all'avviso No More NEET, a valere sui fondi PON Legalità 2014-2020, che permetterà nei prossimi mesi di avviare
sostenere progetti formativi rivolti a giovani tra i 14 e i 25 anni residenti o domiciliati in Sicilia e in situazione di disagio socio-economico con rilevanti ritardi formativi o rischi di devianza, prevedendo anche l'ammissione di soggetti stranieri o appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche. Con questo avviso abbiamo voluto rendere protagonista il mondo dell'associazionismo, mettendo le sue virtuose esperienze sul territorio a disposizione delle scuole, delle università siciliane, spiega l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla. Il progetto prevede lo svolgimento di attività educative, laboratoriali, condivise tra associazionismo e istruzione e finalizzata al recupero dei ritardi scolastici e alla maturazione di corretti stili di vita ispirati a principi di legalità e inclusione. L'obiettivo è quello di colmare il gap educativo che caratterizza in Sicilia larghi strati della popolazione giovanile, soprattutto in aree territoriali a maggiore deprivazione economica e sociale, con l'auspicio di accrescerne il livello delle competenze e di superare i ritardi che tengono la nostra regione ancora lontana dal raggiungimento dei valori medi italiani ed europei relativi ai tassi di dispersione scolastica e di disoccupazione giovanile. Alla luce degli ulteriori disagi causati dalla pandemia da Covid-19, il progetto rappresenta, oggi ancora di più, un'opportunità per il nostro territorio e per tanti giovani in questo momento sfiduciati perché non occupati e non coinvolti in processi di formazione. Hanno presentato istanza di partecipazione organismi del terzo settore, diocesi, parrocchie e in generale il mondo dell'associazionismo, in partenariato con scuole superiori, istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e università di tutte le province siciliane. Ad ogni progetto è assegnato un finanziamento massimo di circa 60.000 euro per l'avvio di attività formative che coinvolgeranno per ciascuna azione fino ad un massimo di 25 allievi. La provincia che ha presentato il maggior numero di progetti, 17 in tutto, è quella di Palermo, seguita da Messina, con 5 proposte progettuali, Agrigento, Catania e Ragusa con 4. Parteciperanno anche alcune associazioni del Siracusano con 2 progetti approvati e saranno rappresentate anche le province di Enna, Trapani e Caltanissetta con un solo progetto. Le proposte approvate riguardano nel complesso attività di sensibilizzazione sociale finalizzate a orientare i giovani a una cultura che favorisca lo sviluppo della legalità, della parità di genere e dei corretti stili di vita, il rispetto dell'ambiente, il superamento di ogni forma di illegalità, discriminazione, violenza, ovvero percorsi di educazione alla lettura, alla musica, al teatro, alle arti, allo sport e alla conoscenza consapevole di diritti umani, anche finalizzati all'inclusione sociale. Saranno realizzati laboratori di alfabetizzazione e di valorizzazione delle diverse abilità individuali, iniziative seminariali per la cittadinanza attiva e l'orientamento al lavoro, nonché attività seminariali in tema di legalità e lotta alle mafie e alla criminalità organizzata. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Illuminazione pubblica ad Agrigento, presto si accenderanno le luci di via Caterina d'Altavilla, una traversa di via degli Imperatori. Arturo Cantella. Via Caterina d'Altavilla insieme ad altre vie qui a San Leone, finalmente gli impianti sono iniziati i lavori per la pubblica illuminazione. Sì, questa è una delle vie che è priva di illuminazione pubblica, come tante altre vie, non hanno mai avuto l'illuminazione, quindi rientrava nel mio programma elettorale e sto iniziando a illuminare il più vie possibile. Naturalmente è un programma che questo abbiamo stilato nel 2021, quindi è limitato ad alcune vie e in base alla densità demografica che abbiamo acquisito. Ci sarà anche ora un altro programma, quello del 2022, anche negli altri anni a venire, in modo tale che in breve, nel giro di qualche anno, possiamo illuminare le vie che sono sempre state al buio. Ecco, si parla anche della fibra, una zona che purtroppo dove internet non è servita, anzi è servita malissimo. Sì, oggi ho raccolto anche la richiesta degli abitanti della via, qui non c'è ancora la fibra ottica, ho appena interpellato l'impresa, lunedì faranno un sopralluogo e vediamo se contemporaneamente, approfittando dei lavori dell'illuminazione pubblica, possiamo anche fare arrivare la fibra ottica. Sono previste altre opere, diciamo, di urbanizzazione in questa zona, Sindaco?
Per il momento qui no, stiamo per ora proprio provvedendo a questa illuminazione pubblica. Ci sarà il rifacimento anche di qualche manto stradale, approfittando anche del rifacimento della nuova rete idrica che, come ben sapete, a breve sarà realizzata. Ecco, che novità ci dà in tal senso? Approfitto. Ma già si sono avviate le procedure e io penso che entro il 2022, anzi sicuramente entro il 2022 saranno affidati i lavori, saranno gli appalti e nel giro di 2 anni tutta la rete deve essere realizzata. Comunque le lamentele sull'acqua che arriva in ritardo e che non arriva ancora su tantissime zone di Agrigento è sempre attiva. Eh sì, perché il 58% di acqua si perde proprio per le rotture che ci sono, quindi o per mancanza di pressione o quindi perché, visto che si perde, i turni non sono più rispettati. Poi c'è anche la problematica di AICA, il problema economico, il grosso problema economico di AICA, che non potendo ancora coprire i debiti non riesce nemmeno a garantire la fornitura idrica dalle fonti. Si ci aspettava dopo tanti anni finalmente l'illuminazione pubblica qui in via Caterina Altavilla? Finalmente è andata a finire bene questa volta, perché da più di 40 anni che cercano di fare questa illuminazione, questa via molto abitata, tra parentesi, ci abitiamo più di 50 famiglie, estate e inverno, non come prima che era una zona estiva, e quindi finalmente il nostro sindaco è intervenuto per fare questa... Si è chiesto anche la fibra? Sì, la fibra, perché oltretutto si parla di fibra in questa zona, ma realmente la fibra non basta. Quando andiamo a fare dei contratti telefonici con le ditte ci dicono che c'è la fibra, ma la fibra si ferma all'Albatros da questo lato e alla via degli Imperatori da questo lato di qua, quindi realmente fibra noi non abbiamo. Per l'acqua vi siete soddisfatti? Arriva per regolarmente? L'acqua siamo molto avanti in base al passato nostro, perché prima arrivava ogni 15-20 giorni, non è male come ogni settimana arriva, quindi abituati a come prima siamo contenti. Va. Ecco, sentiamo un altro abitante di via Caterina Altavilla, finalmente dopo tanti anni e dopo tante promesse dei vari sindaci, oggi vediamo che i lavori sono iniziati. Sì, abbastanza soddisfatto, almeno si è dato un seguito alle promesse fatte e mai mantenute. Si chiede anche la fibra, visto che c'è l'occasione, la possibilità. Ma ormai siamo nel 2022, con la situazione attuale c'è lo smart working, c'è la DAD, cosa impossibile qui da noi. Piano di riequilibrio, a Messina si scatena la protesta, i dettagli nel servizio. Le dichiarazioni che lei ha rilasciato in riferimento al piano di riequilibrio, a quella che lei definisce strategia, hanno acceso le polemiche. Ci sono consiglieri comunali che hanno annunciato la presentazione di un esposto in procura ritenendo le sue dichiarazioni un'autodenuncia di illeciti. Non vedo l'ora che lo facciano, perché avremo modo così di mettere in bella vista gli illeciti contabili che noi abbiamo ereditato e anche gli stessi personaggi che oggi gridano allo scandalo e probabilmente avranno votato ben 4 versioni del piano di riequilibrio senza rendersi conto che già il piano di riequilibrio che hanno votato dall'inizio conteneva un soccorso finanziario alle partecipate che allora faceva proprio parte di un disegno criminoso. Tant'è vero che l'ATM non era stata messa in liquidazione, si volevano trasferire probabilmente risorse in violazione di legge e non solo, ma si stava tentando di prendere delle risorse anche all'AMAM in violazione di legge. Ben venga l'esposto, così almeno se qualcuno si deve fare male si fa male una volta per tutte. Lei ritiene che con questa mossa, con questa rimodulazione comunque possiamo dire che Messina non andrà incontro al dissesto finanziario? Sembra essere sicuro di questo? Non solo questo, sarebbe poca cosa onestamente. Non ho giocato solo la partita per evitare il dissesto alla comunità, ma ho anche definito un percorso affinché la comunità non pagasse per altri 10 anni esattamente lo scotto di trattenere circa 30 milioni di euro l'anno in gestione corrente per sostenere un piano di riequilibrio che la dimensione era stata ampiamente ridotta del 75% grazie al Salva Messina. Quindi non aveva più senso far pagare dal 2023 in poi alla comunità 30 milioni di euro quando ne servono a malapena 13-14.
Non voglio detto bravo, sono stato bravo e ho chiesto alla Corte dei Conti di tenere comunque l'udienza, perché io alla Corte dei Conti ho replicato rigo per rigo, proprio sereno, del lavoro che ho fatto e convinto anche del rispetto delle norme che abbiamo tenuto anche in questa circostanza. Oggi Messina si è liberato di un fardello, il piano di riequilibrio da 555 milioni oggi vale 142 milioni, dal 2023 in poi non saranno più trattenute per i servizi 30 milioni di euro, ma appena 13 milioni. Tutto questo ovviamente ha un nome e cognome, Cateno De Luca. Calcio campionato d'eccellenza, domani domenica 6 febbraio l'Acragas gioca in trasferta a Marineo contro Onofrio, San Ciro e Giorgio, ma diamo anche uno sguardo agli altri appuntamenti delle categorie minori. Carmelo Lentini. Nel campionato di eccellenza Girone A si tratta di una giornata dove la lotta si fa serrata per la seconda posizione. Un turno che sulla carta sembra essere favorevole alla capolista Canicattì, che affronta fuori casa il non certo irresistibile Monreale. Arbitro di questa giornata potrebbe anche essere il Casteltermine, che sul proprio campo affronta la seconda in classifica, vale a dire il Don Carlo Misilmeri. Se la compagine di Mariano Cordaro vuole risalire la china e porsi in una zona tranquilla, è obbligata a fare punti. Occhi puntati invece sul derby cittadino tutto trapanese tra Mazzara e Mazzarese, una sfida fratricida che tasterà i muscoli e le velleità di entrambe le squadre. Ma c'è anche Nissa-Enna, una sfida storica che si ripete e che calamita l'attenzione di entrambe le tifoserie. Nissa è a secco di vittorie da 5 turni ed Enna che intende riprendere la corsa verso l'alto. Si gioca anche un altro derby, questa volta tutto agrigentino, e che mette di fronte due delle squadre più in forma del momento, Pro Favara ed Unitas Sciacca. Infine la sfida di Marineo, dove Oratorio ed Acragas hanno un solo obiettivo: vincere per non perdere ulteriormente terreno nella classifica. La compagine dei Templi, dopo le polemiche di questi ultimi giorni e con un calciatore andato via, non avrà sicuramente vita facile. Non si dimentichi che si dovrà anche fare a meno di 2 giocatori squalificati, Treppiedi che dovrà scontare ben 3 giornate e a Majorana una. Rientra invece il capitano Cipolla dopo un turno di stop. La gara di Marineo è stata affidata ad Elia Nunzio Maria Salerno di Catania con assistenti Andrea Calani di Barcellona Pozzo di Gotto e Alberto Fiore di Messina. Nel campionato di promozione Girone A il Raffadale di Giovanni Fassone, dopo la vittoria ottenuta con il più classico dei risultati ai danni del Fulgatore, ha la ghiotta opportunità di fare il bis sul rettangolo di gioco del super giovane Castelbuono, che si ritrova in ultima posizione. Stefano Piazza e compagni stanno attraversando un buon momento di forma e la probabile vittoria servirebbe per agganciare la zona playoff, che poi non dista poi tanto. Riscosso diverso per il Camarat di Mimmo Bellomo, che si ritrova sulla propria strada alla Folgore Castelvetrano, anch'essa lanciata per la conquista di un posto nei playoff. Purtroppo il Camarat si ritrova in una zona molto critica e dal suo quartultimo posto occupato al penultimo ci sono appena 2 punti. Si anticipa questo sabato la sfida tutta agrigentina tra Virtus Favara e Gemini. Questa gara importante di prima categoria si disputerà sul neutro del Virciglio di Campofranco. L'esito di questo match è difficile da pronosticare, anche perché in caso di vittoria della compagine favarese entrambe andrebbero a pari punti in seconda posizione. Attenzione però al Bagheria, che rimane sempre in agguato come terzo incomodo. In questo torneo la leader rimane sempre la Palermitana Aspra con 9 punti di vantaggio. Infine giocano fuori le altre agrigentine, l'Empedoclina sul campo del Bagheria e il Ravanusa San Cataldo contro il locale Master Pro. Infine riprende dopo circa 20 giorni il campionato di terza categoria di Agrigento. Questa domenica infatti si gioca la 10ª giornata.
la penultima di andata e che vede veleggiare in vetta alla classifica l'Aragona di mister Bernardo con 21 punti. A inseguire la compagine aragonese due rivali di spessore, Cianciano e Ribera, che si ritrovano entrambi a 3 punti di distanza. Un torneo molto equilibrato che vede inserite nella lotta per la promozione anche il Real Licata e il Real Canicattì, anch'esse all'inseguimento con 16 punti. E proprio questa domenica è in programma il match clou della giornata, e cioè Ribera-Aragona, una gara dall'esito incerto che mette a confronto due squadre organizzate e desiderose di transitare alla categoria superiore. Non si dimentichi che entrambi in un passato non molto remoto hanno calcato campi di eccellenza e Serie D. Nelle due città c'è grande fame di calcio che conta e si prospetta, salvo Covid, una larga partecipazione di tifosi al Nino Novara. Trasferta impegnativa per il Cianciana sul campo del Bivona, mentre il Real Canicattì gioca fuori contro l'Atena. A Licata invece si gioca un derby inedito tra le due rappresentanti, Real e Soccer. La seconda è quella che sta peggio, mentre la prima sarà importante vincere per proseguire la rincorsa all'alta classifica. E completiamo il quadro della 10ª giornata di terza categoria, che prevede Montallegro Burgio e Gattopardo Palma Sciacca Soccer. Lucas Corner, domenica l'Acragas giocherà in trasferta contro il Marineo, una squadra che avete già affrontato in campionato e anche in Coppa Italia, che Acragas servirà per portare a casa l'intera posta in palio, i 3 punti. Sì, certo, è una partita molto importante, come tutti i partiti ora quando non c'è ritorno, ma io penso abbiamo fatto buona preparazione. Io sento pronto per questa partita. Che avversario è il Marineo? L'avete già affrontato? No, è una squadra sempre difficile per loro difendere stretto e non attacca molto e secondo me abbiamo fare più attacco di loro e loro sempre difendere, ma per me dobbiamo vincere questa partita per forza. Come state? La squadra come sta? Tu come stai? Come arrivate a questa partita molto importante per il vostro morale e per la classifica dell'Acragas? Sì, certo, per morale è troppo importante, ma anche per continuare per vincere il campionato. Certo, dobbiamo vincere tutte le partite, ci sono, ma ora solo guardiamo questa partita. Sì, è importante. Eccoci con Peppe Prestia che presenta la sfida in trasferta contro il Marineo, un Acragas che deve cercare di portare a casa l'intera posta in palio. Sì, sarà una partita difficile perché già l'abbiamo affrontata più di 2 volte, anche in Coppa ci hanno eliminato, soprattutto loro in casa sono una squadra molto tenace, hanno giocatori di esperienza, ma noi dobbiamo fare il possibile per portare i 3 punti a casa perché per noi sono fondamentali. Durante la settimana ci siamo allenati bene, il gruppo è compatto e proveremo a fare il massimo come ogni domenica. Pablo Piuca, l'Acragas domenica affronterà in trasferta il Marineo, squadra temibile, servirà un Acragas concentrato, un Acragas che dovrà per forza portare a casa l'intera posta in palio. Sì, come hai detto tu, concentrati, oggi ci siamo allenati pensando, da martedì ci siamo allenati pensando alla partita, oggi di più, domani faremo ultimi dettagli per portare i 3 punti e la vittoria. La vittoria contro Anissa cosa ha rappresentato per voi? Che io sappia, dal primo giorno qua i tifosi mi hanno fatto sapere che la Nisa era un derby, quindi il derby non interessa come si gioca, interessa solo vincere, perché penso che se giocavamo bene ma dopo perdevamo 5-0 non conta niente portare una prestazione del genere a un derby, quindi a me mi hanno insegnato sempre che i derby vanno vinti anche con i denti, quindi penso che noi abbiamo vinto e questo è quello che conta. Campionato di basket Serie B domani domenica 6 febbraio a Porto Empedocle al Pala Moncada alle ore 18 la Fortitudo Moncada Agrigento inseguirà la 15ª vittoria consecutiva giocando contro Ruvo di Puglia. L'allenatore della Fortitudo Michele Catalani commenta: affrontiamo una grandissima squadra, una seria candidata alla vittoria finale, ci teniamo a fare bene. Ruvo in questa prima parte di campionato si è confermata squadra di grande caratura con un roster lunghissimo
entusiasmo e tanto talento molto ben distribuito in tutti i reparti. Dovremmo essere capaci di alzare da subito l'aggressività difensiva e trovare continuità nella nostra esecuzione offensiva per conquistare una gara che ha tutti i connotati, conclude Catalani, di uno scontro play-off. A Palermo la prestigiosa festa per il centenario dell'atletica leggera siciliana. Come nelle grandi occasioni è stato lo storico Teatro Politeama di Palermo la location che ha ospitato l'evento. Ad aprire la kermesse l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, che ha parlato di sport a 360 gradi, sottolineando l'importanza dell'attività sportiva nel mondo della scuola e dei giovani. Premiati atleti, tecnici, dirigenti, giornalisti, giudici e società che hanno rappresentato al meglio l'atletica leggera della Sicilia dal 1921 al 2021. Tra questi premiata anche l'atleti Giusy Parolino, che ha alle spalle 11 vittorie di campionessa italiana nel lancio del giavellotto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.